Richieste di cittadinanza decuplicate. L'indagine che ha portato a galla il caso Crocetta del Montello, 160 certificazioni facili ottenute grazie ad attestazioni di residenza in comune, poi risultate fasulle, potrebbe allargarsi a macchia d'olio anche ad altri comuni della Marca. Un passaporto europeo potrebbe mettere in circolo più facilmente manodopera a basso costo oppure far circolare capitali più liberamente all'estero, spiegano fonti delle Fiamme Gialle, con il nucleo di polizia tributaria impegnato a prevenire gli abusi ed impedire forme di sfruttamento strumentale della cittadinanza. Sono a centinaia i possibili cittadini fantasma nella Marca. A Castelfranco ad aprile il comune ha presentato un esposto in procura. Rispetto a un paio di casi che provenivano dalla Germania piuttosto che dal Brasile su degli atti di nascita artefatti. Abbiamo segnalato la cosa, questo fa alzare l'asticella dei controlli e quindi conseguentemente il problema si aggrava perché oltre ad avere tante domande oggi bisogna stare più attenti di ieri perché arrivano anche documentazioni false. A Crocetta, dopo l'intervento della prefettura, le procedure di verifica e di attestazione della residenza sono diventate più stringenti. I controlli dei vigili sono passati da 1 a 3. Il numero di agenzie di disbrigo pratiche nella Marca intanto è salito a 6 in poco tempo, un exploit che potrebbe far pensare al business. Sembra sia così, sembra che ci sia questo, ma uso il condizionale perché io non ho dei riscontri oggettivi, so solo che l'effetto che produce ai comuni è il carico di richieste di cittadinanza rispetto alle quali non si riesce a dare risposta nei tempi ordinari. L'appello dei sindaci ora è che il legislatore metta mano alla norma per adeguare le richieste e prevenire le truffe. Credo che un aspetto normativo sul quale si sta ragionando è di ridurre a 2 rispetto alle generazioni che possano chiedere la cittadinanza iure sanguinis.